Ciao a tutti amici di GD Ferro Team, questa sera siamo di nuovo qui a Borgo Ricco perché stasera c'è la 25esima edizione di Miss Articolato Romano. Auguri Enrico per le tue nozze d'argento del tuo concorso. Questa sera ci saranno ben 30 ragazze a sfidarsi per il titolo. Sappiamo che ci saranno 9 fasce e tutto il resto è ancora da scoprire. Per ora godiamoci questa splendida piazza, godiamoci questa splendida sagra e ci vediamo tra pochissimo con le ragazze per vederle in sfilata e dopo le andremo a conoscere meglio durante le interviste. Adesso io mi congedo, vi lascio a loro, un bacio e a tra poco. Buonasera e benvenuti! Buonasera pubblico di Borgo Ricco e benvenuti alla 25esima edizione di Miss Graticolato Romano. Buonasera giuria, tra poco avrete un compito arduo, quello di decretare la 25esima Miss Graticolato Romano. Enrico, 25 anni se tu sei già partita, cioè sei già con una passerella, cioè non so, cioè, io che volevo darti una mano a fare la scala perché sai, 25 anni non sono pochi. Nozze d'argento tra me e te? Sì, tra professionale. Noi, certo, tra noi e Miss Graticolato Romano. Assolutamente, era il 9 luglio 1999 e qui a Borgo Ricco, insomma, con questa strana idea ci siamo inventati questo concorso appunto per omaggiare anche il territorio appunto di Borgo Ricco, famoso per il graticolato romano, e in quella serata dove il pubblico fu veramente numeroso perché assistente a una novità che era appunto il concorso di bellezza, e poi sai, in quella serata magicamente lo ricordiamo ogni anno e oggi ancora di più vinse Eleonora Pedron. Come direbbe Vasco Rossi, noi siamo ancora qua. Questo te la sei preparata secondo me? No, mi è venuta adesso. Sì? Sono amante di Vasco Rossi. No, perché non ti ricordavo così, cioè, queste massime, insomma. No, va benissimo, insomma, vedo la giuria che ha già preso posizione, vedo i giurati che anche sono qui da ieri sera, che sono rimasti qui seduti appunto per non perdere il posto, giustamente perché sei, tu certo. Ieri sera ero in giuria con Miss Donna in Moda, sì, che tra l'altro ha vinto una delle 3 vincitrici, insomma. Esatto, la prima sfilava con me 25 anni fa. Poi più tardi avevo anche altri ospiti, Ginevra, insomma avremo anche Alberto Stefani, insomma. Una serata molto ricca. Però dobbiamo finire presto, perché poi a mezzanotte qui si festeggia alla grande con i fuochi d'artificio. Quindi, bando alle ciance, iniziamo subito a presentare le nostre Miss. E iniziamo dalla numero 1.
e signori, Miss Graticolato Romano 2022, Katia Moro. Più facile adesso fare la passerella. Aspetta che faccio il passo. Bambina, vieni qua, insomma, vieni qua vicino a noi, ma che alta, Katia, sei che è cresciuta nel frattempo. Buonasera a tutti. Oh là, cioè, fate un applauso, vedi, cioè si sente che si sente, no? Ma sì, dobbiamo divertirci fondamentalmente, Katia. Io ormai qua sono di casa perché ho partecipato 3 anni di seguito a questo meraviglioso concorso. E ce l'hai fatta! E ce l'ho fatta! Giornali subito, 3 anni in seguito, dopo 3 anni è riuscita a vincere il titolo, invece meritatamente, nel frattempo è cresciuta, è partita, era giovanissima. Forse è stato anche il tuo primo concorso? Sì. Quindi dopo il tuo primo concorso, dopo 3 volte, insomma. Ma anche la Pedron comunque nel 99 non vinse Miss Italia, insomma vinse nel 2002, quindi insomma è tutto nella norma, è tutto nella norma. Intanto mi sono portata a casa 3 meravigliose valigie di roncato. Sì. Mi lamento. Poi so che sei anche Miss Città Murata, quindi nel frattempo Katia ha fatto anche altre esperienze, insomma possiamo dirlo visto che abbiamo anche Eleonora qui presente, insomma concorso molto importante, molto prestigioso appunto del Veneto, Miss Città Murata. L'anno scorso, 2 settimane dopo, ho vinto anche Miss Città Murata. Insomma è una ragazza vincente, insomma questo è una ragazza vincente. Le ultime parole famose che vuoi dire qui sul palco, poi ti lasciamo andare in giuria così proverai l'ebbrezza di stare dall'altra parte. Beh, auguro buona fortuna a tutte, siete tutte bellissime e buona serata a tutti. Grazie mille a Katia Moro, Miss Graticolato Romano 2022. Grazie Katia, in bocca al lupo per la tua vita ovviamente. Beh, certo. Anche per la nostra sicuramente, no? Sì, ma siamo già fortunati. Io poi me ne vado adesso. Va bene. Ti lascio a te l'onore insomma di presentare l'eleganza di queste veramente 28 finaliste. Ci vediamo più tardi, mi raccomando giurati, voto da 1 a 5. Poi uscite in costume, immagino che vedo già Giacomo con la mano sul mento già attento, insomma voto da 1 a 5 e poi il totale. Giusto Gianluca? Perfetto. Signori ci vediamo più tardi, Fabiola in bocca al lupo. Grazie Enrico. Io prima di presentare le nostre miss però voglio ringraziare tutti gli sponsor, ma voglio ringraziare gli sponsor che ci hanno sostenuti in tutti questi 25 anni, perché secondo me sono la ninfa di queste manifestazioni. Per questa serata io ringrazio l'amministrazione comunale di Borgoricco, la Proloco di Borgoricco e tutti i volontari presenti, compresa l'associazione Parplin, Eltima, specialisti di impianti di sicurezza Vigonza, Valigeria Roncato di Campodarsico che come ogni anno omaggia le nostre miss, Agenzia Immobiliare Rete Casa di Borgoricco che invece omaggerà le vincitrici con i mazzi floreali, e poi ancora l'agenzia immobiliare Epos Casa di Borgoricco, studio dentistico di Andrea Mometto a San Michele delle Badesse, Invino Veritas, enoteca con gusto a Borgoricco, Dress Claude, abbigliamento donna online, che ringrazio ancora per gli abiti che indosserò questa sera. Un grazie a Eve Monouso, shop online per estetica, parrucchieri e studi medici, che omaggerà la Miss questa sera con una borsa fatta in cellulosa contenente tutti i prodotti solari perché ovviamente devono proteggersi dal sole. Consulenza assicurativa Panizzola, agenzia nuova Borgoricco, Extension Experience, marchio di Extension, casa fotografica, servizi di fotografia civile, industriale, parrucchieri e stro in via Desman a Borgoricco, l'atelier del capello a Borgoricco che ha curato la conciatura della presentatrice di ieri sera Elisa Bagordo. E poi ringrazio ovviamente tutto lo staff che ha curato il backstage. Signore e signori, un applauso per gli sponsor.
Ed ora giuria, attenzione, cominciamo con le nostre Miss. Il pubblico ovviamente con il suo applauso può contribuire a carpire l'attenzione della nostra giuria e quindi può scappare un punto in più. Passerella per la numero 1. Benedetta Furian. Flavia Piseni. Samantha Deguglio. Maddalena Bonetto. Sara Feltrin. Claudia Cavallere. Anna Sofia Benetollo. Giada Dalan.
Alesso. Gioia Piero Bonna. Beatrice Dotto. Veronica Cecchin. Aurora Stocco. Giorgia Callegaro. Arianna Musovecchio. Pronta a sfilare è Giorgia Marcato.
Beatrice Gedain. Lucrezia Giglio d'Oro. Eleonora Perusina. Giada Campello. Elisabetta Rossi. Ludovica Marin. Lisa Tasca.
le nostre 28 Miss. La giuria ho visto che era molto attenta. Immagino insomma che sia stata molto attenta. E invece, cara mia Fabiola, C'è Claudia che mi aspetta per il cambio d'abito. vediamo se nel frattempo, eccola qui, quindi sulle note del vostro applauso. Eccoci qua. Le mostra ste gambe, le mostra, eccola qua, la nostra Fabiola. Grazie ancora a Claudia per l'abito. Dress Claude. E adesso c'è l'uscita, quella veramente determinante per il voto finale, quindi automaticamente adesso il voto che date all'uscita in costume dovete fare il totale. Poi vedremo anche il nostro mister Lattovino in costume, giustamente, insomma, per questa serata un po' scoppiettante, Fabiola, buona continuazione. Continuiamo allora con le nostre Miss nel quadro del costume. Signore e signori, cominciamo dalla numero 1.
48 Miss. Io ho visto i fotografi veramente coinvolti a fotografare, immortalare le nostre Miss. Dino con qualche sguardo critico verso le nostre Miss. Tanto noi ci conosciamo da 25 anni di esperienza. Avete deciso, avete visto la vostra Miss preferita? Vedremo se la vincitrice corrisponde al volere, al desiderio anche del pubblico. Nel frattempo Enrico, che cornice! Ah, beh, una bellissima cornice, beh, vedo il nostro pubblico insomma che ha gradito. A questo punto Fabiola, intanto è tratto, vedo che stanno già raccogliendo le schede di valutazione. Il nostro Michele, il nostro Gianmarco, parte dello staff, non ci facciamo mancare neanche i bei uomini, non è vero Claudia? Tu li hai conosciuti anche da vicino ieri sera. Quindi ragazzi, ma avete oltre ad aver mostrato il bel fisico, il sorriso, l'avete mostrato, c'è tanta tensione, adesso sorriso, no? Pensa a te, io non vi ho viste durante la passerella, ma ricordatevi che il sorriso è l'arma vincente, sempre e comunque, giusto? Sempre sorriso. Bene. Enrico, congediamo le nostre Miss con l'applauso del pubblico, iniziamo dalla numero 1. Io Enrico raggiungo le nostre Miss nel backstage, io ti lascio con la giuria e con il pubblico, ci vediamo tra poco. Sì, grazie Fabiola. Possiamo richiamare le nostre Miss perché siamo pronti ad eleggere appunto le fasciate. Signore e signori, in passerella la numero 1.
per le nostre Miss. 28 Miss aspiranti al titolo di Miss Gratticolato Romano 2023. Sì, però adesso sai, li chiamiamo qui sul palco il nostro Francesco DJ, che è il DJ ufficiale appunto della manifestazione, ci metterà una bellissima musica perché rivolgiamo qui sul palco appunto Miss Gratticolato Romano 2022. Oro cade, giusto? È champagne, ma è oro, è sempre comunque un colore molto prestigioso. Richiamiamo qui sul palco il nostro presidente Gianluca Venturini, appunto presidente della Proloco di Borgorico, che ti omaggia con un bellissimo mastro floreale offerto dall'agenzia Rete Casa e confezionato appunto dalla fioreria Dennis di Borgorico. Abbiamo pensato a una cosa. No. Allora, inizio con un grazie e finisco con un grazie, ok? Grazie Gianluca. Intanto, grazie per aver portato qui questa manifestazione, ok? Grazie per la professionalità che ci mettete e per il duro lavoro che tu Enrico so che fai con lo staff e tutto, anche Fabiola. Però Ma il merito è di Enrico. Però adesso io vorrei... Noi del direttivo abbiamo pensato a un piccolo pensiero. Dato che è il 25esimo anno della tua creazione, adesso invito il vicepresidente Luca Baggio e il nostro sindaco Alberto Stefani. No, ma questa è una sorpresa, molto difficile fare le sorprese. No, vabbè, ma insomma, ma dai, ma cosa... Questo è un piccolo pensiero per te, Enrico. No, vabbè, ma insomma, cioè, è veramente... No, vabbè. No, ma non so cosa dire perché... No, fondamentalmente è nato come gioco appunto nel 9 luglio 1999, eravamo dei ragazzini, poi insomma negli anni questo gioco ha iniziato a prendere piede, insomma, questo è un regalo che non mi aspettavo perché insomma è difficile fare delle sorprese a me perché di solito le percepisco anche se una mezza perché Gianluca era troppo teso in questi giorni che ci teneva per questo 25esimo. No, grazie mille Gianluca, grazie anche all'amministrazione comunale, grazie al sindaco Alberto Stefani, grazie al vicepresidente appunto della Proloco di Borgorico, ma fondamentalmente io ringrazio tutto il pubblico che in questi 25 anni insomma ha omaggiato questo concorso in lungo e in largo, insomma siamo sempre stati affezionati a Borgorico ed è giusto così. Allora me lo prendo volentieri così vi mando giù dal palco, cioè, basta, grazie ancora Enrico, grazie Fabiola, ho fatto mezza passerella, e adesso sto quadro qua lo posso lasciare a te Katia, grazie mille. E adesso siamo arrivati al momento, vedo già Michelangelo con carta e penna appunto per decretare appunto le fasciate di questa serata. Iniziamo con Andrea Giusto che vogliamo qui nel nostro backstage con la fascia di appunto Miss Fashion Extension Experience. Alla numero 18 Arianna Musovegliu. Andiamo avanti, prendiamo appunto Miss Social Media e Post Casa, quindi vogliamo qui sul palco questa sera anche Luigino. E allora fascia Miss Social Media e Post Casa assegnata alla numero 16 Aurora Stocco.
Miss Graticolato 2020 che premia appunto Miss Glamour e di monouso. Si arriva nella nostra bellissima Miss Graticolato 2020 Elisa Vianello. Però insomma, prima di premiare la ragazza che appunto si aggiudica questa fascia, vorrei, come dice il suo famoso slogan, sulle note del vostro applauso, una bella passerella per Miss Graticolato 2020 Elisa Vianello. Fascia di Miss Glamour e vi monouso va alla numero 4 Samantha De Guio. Adesso qui sul palco volevo Silvana. Fascia assegnata alla Miss Rossa il numero 24 Elisabetta Rossi. Che arriverà sul palco ovviamente con la fascia di Miss Moda Dress Claude. Miss Moda Dress Claude che va al numero 12 Gioia Pierobon. Sul palco il nostro Simone Carraro. Allora Enrico, fascia di Miss Centuriazione, Sei pronto? Rete Casa. Sei pronto Simone a mettere la fascia? È la numero È la numero? 15 Carlotta Callegaro. Eccolo qui il nostro Gianmarco con il premio appunto di casa fotografica. È una scelta puramente personale, quindi poi te la vedi te con le altre 27, te lo dico già. Va bene Alex, però lui ha pensato di omaggiare la Miss numero 19 Giorgia Marcato. Abbiamo un altro premio fotografico, appunto del nostro fotografo ufficiale Paolo Stramare. Ha pensato di premiare la concorrente numero 26 Elisa Tasca.
Allora noi abbiamo premiato queste fasce speciali con le nostre Esatto. Miss, ma in realtà adesso mancano le prime 3 classificate. Manca la zona, poi. Queste erano tutte quarte a pari merito, diciamo così. Però noi abbiamo previsto, siamo famosi per un finale un po' più importante, quindi invito anche Claudia nel backstage perché dobbiamo appunto concludere questa serata e nomineremo appunto le 3 finaliste. 13 Beatrice Dotto. Ti mandiamo nel backstage. Ci vediamo tra poco, Beatrice, ci vediamo tra poco. Un'altra finalista È la numero. ma è il tuo cuore che viola questa. Non si muove niente. La numero 19 Giorgia Marcato. Sarà lei, non sarà lei, Miss Graticolato? Adesso manca solo l'ultima, appunto. Ha la possibilità di essere eletta Miss Graticolato Romano 2023. È la Miss che indossa il numero 20, Beatrice Gelain. Complimenti anche a Beatrice, grazie, ci vediamo tra poco per il gran finale. Insomma, queste sono le 3 ragazze appunto avete scelto appunto come finaliste appunto di questa edizione. Grazie mille per la vostra presenza. Io direi Enrico che il pubblico può congedarle con un grandissimo applauso. La nuova vincitrice. E allora Enrico io direi di premiare la terza classificata. A premiare sarà? A premiare sarà il nostro, facciamo Enrico Carraro. Ascia, che va alla numero. Senti gli amici di Borgo Sound come creano pathos. La numero 19 Giorgia Marcato.
numero 13 e la numero 20 di al centro del palco. Siamo qui sul palco Katia Moro, il nostro sindaco Alberto Stefani, Gianluca Venturini. Allora, prima classificata con la fascia di Miss Gratticolato Romano 2023 è... Siamo pronti? È Beatrice, e qui ci siamo. è Beatrice Dotto, la numero 13. Dobbiamo premiare colei che è arrivata meritatamente second, classificata con la fascia Miss Proloco di Borgoricco, la numero 20, Beatrice Gelaina. Contenta davvero, grazie mille, non me l'aspettavo, grazie davvero. È molto emozionata la nostra Beatrice, complimenti comunque a Beatrice Gelaine e alla nostra Giorgia, terza classificata. Comunque un grazie a tutte le partecipanti, appunto, ti vedo molto tesa. Vabbè, insomma, sono quelle belle emozioni che poi ti ricorderai per tutta la vita. A questo punto, Alberto, ricordare lo spettacolo pirotecnico. Allora, ricordiamo adesso che si sta per concludere questo evento, lo spettacolo pirotecnico a mezzanotte al Parco dei Pensieri, che è il parco qui di fianco, e quindi faremo le foto di rito e poi saremo tutti della compagnia. Assolutamente sì, quindi grazie a tutto il pubblico presente. I festeggiamenti continuano per altre 2-3 ore, insomma, giusto? Sì, no, congratulazioni alla nuova Miss Gratticolato Romano. Assolutamente sì. Mille al pubblico. E cosa dirvi? No, una buona notte, no, una buona continuazione. Certo, e ci vediamo l'anno prossimo. Con Miss Gratticolato 2024. Grazie mille pubblico. Grazie al pubblico, ciao e buona serata. Grazie Enrico. Bene amici di GD Faro Team, abbiamo finito questa sfilata, abbiamo finalmente avuto le nostre 3 ragazze per Miss Gratticolato Romano e siamo qui con la seconda. Presentate il nostro pubblico. Ciao a tutti, sono Beatrice Gelain, abito a San Martino di Lupari, ho 17 anni e come adesso sono studentessa al 4º anno di un istituto tecnico Amministrazione, Finanza e Marketing. Però una cosa tosta, oltre che belle, anche intelligenti le nostre miss. Beh, sei stata molto fortunata perché, come abbiamo visto questa sera, come avete visto anche voi amici, non è stato fatto tutto in modo convenzionale. Queste sono state scelte 3 ragazze senza dirgli la classifica, esatto. Sono state messe qui davanti al nostro pubblico e è stato detto: tu te la sei anche un po' giocata male, perché lei ha detto fatalità. Vabbè, io sono contenta anche se arrivo seconda, però comunque secondo me è un bel merito, una bella fascia, esatto. Comunque. Perché secondi non è un brutto posto, anzi vuol dire che si era a pochi passi dalla prima. Esatto, ma l'importante è partecipare. Esatto, e divertirsi. Hai fatto amicizia stasera? Sì, ho rivisto alcune mie. Trova sempre tra Esatto. concorsi alla fine, ci si trova sempre lì. Sì, esatto. Beh, è un abito stupendo, abbiamo visto che voi 3 eravate vestite tutte uguali alla fine. Esatto, tutti uguali. Tutte uguali, quindi era proprio se poi tra lei e la prima da dietro non si vede neanche la differenza. Ci chiamiamo anche Beatrice, quindi... Esatto, quindi hanno dovuto dire i cognomi, se no poteva esserci un misunderstanding un attimo. Io adesso ti lascio, ci vediamo il prossimo anno che sarai da madrina. Ah, ok.
va benissimo. Quindi alla prossima, Alla ciao prossima. e un bacio. Ciao, grazie. Si dice che tra le due litiganti il terzo gode, qua tra le due more la bionda vince. E abbiamo infatti la terza classificata, che è una bella bionda, che tra l'altro tu hai vinto anche le foto, quindi hai avuto una doppia vittoria. Sei stata contenta di questa vittoria? La mia prima volta, quindi sono abbastanza emozionata. Beh, quindi hai cioè, iniziato in bomba. Sì. Sono iniziati i fuochi d'artificio. Hai iniziato in bomba, come appunto si evince anche dai fuochi. Sei stata contenta? È stata accompagnata dalla tua famiglia? Sì, sono qua a vedermi, sono molto contenta. Secondo me erano più emozionati di te, tipo il papà Sì, col sì. telefono si è lanciato sul palco molto probabilmente. Bene, allora io ti auguro veramente un grande in bocca al lupo, che possano anche i tuoi prossimi concorsi andare bene quanto questo. Grazie mille. Un bacio e alla prossima. Grazie. E la Miss con la corona, colei che ha vinto Miss Criticolato Romano 2023. Tra l'altro tu sei la Miss delle nozze d'argento di questo concorso. Sì. Quindi hai una doppia corona. Diciamo che è ancora più importante la corona che hai vinto tu, perché sono ben 25 anni che esiste il concorso. Sei stata tu. Quanto contenta? Sono super contenta, super emozionata, non me l'aspettavo. No, anche perché appunto vi hanno messo lì a ballottaggio, non si Sì, sapeva esatto. fino all'ultimo, li hanno messi venire davanti, ma manco dovessero fucilarle davanti di spalle con quest'ansia, tutte e due lo stesso nome, un disastro. Io avete lo stesso cognome. Era il Ciao, colmo. era il colmo, secondo me morivate dopo dall'ansia Sì. ufficialmente. Però è andata bene, sei divertita questa sera? Mi sono molto divertita, ho conosciuto molte ragazze, mi fa sempre piacere partecipare a questi concorsi. Beh, adesso sei diventata anche la madrina, quindi il prossimo anno tornerai qua a Borgo Ricco per fare Certo. appunto il tuo dovere in giuria, stare con le ragazze, magari anche consigliare qualche ragazza che lo farà per la prima volta. Certo. Quindi sarai proprio come fonte di ispirazione per quelle nuove. Sì, che bella cosa. Assolutamente. Io ti saluto e ti congedo e ci vediamo il prossimo anno. Grazie a te. Ciao. E amici di Faro Team, si è conclusa anche quest'anno Miss Criticolato Romano. È stata una serata bellissima, ne abbiamo vissute praticamente due, il giorno prima con le over, oggi con le Miss. È stato stupendo. Auguri a Enrico che ha fatto i suoi 25 anni di matrimonio, le nozze d'argento con il suo concorso di bellezza. Un saluto e ci vediamo il prossimo anno con una nuova edizione. Ciao amici!